Buongiorno da Porto Tolle e si parla ancora una volta di fossili e trivelle. E uno per tutti chiedo a Diego Foresti, che è stato l'organizzatore con il suo gruppo Rifondazione di Partito Comunista assieme a Unione Popolare di questo flash mob. Prima impressione: argomento importantissimo, argomento che dovrebbe essere sentito in particolar modo da questo territorio. Ricordiamo cosa ha pagato il Delta per quanto riguarda la subsidenza, ricordiamo che qua c'è stata un'alluvione nel 66 importante, devastante, anche determinata dal fatto che il terreno era andato giù. Fatto sta che c'è poca gente. Perché, Diego, secondo te? Allora, intanto è importante che se ne parli e noi siamo qui a Porto Tolle perché se ne parli sul tema della ripresa delle trivellazioni. Come sappiamo tutti, il governo nel decreto Quater Aiuti ha deciso la ripresa delle trivellazioni. Non ci sono ancora provvedimenti autorizzativi, per cui riteniamo che in questa fase sia fondamentale lanciare una campagna di mobilitazione, banchetti informativi, soprattutto nei 9 comuni dell'ente parco. Ecco, siamo qui a Porto Tolle per smuovere le acque. Non è sufficiente sul terreno dell'opposizione limitarsi a approvare un ordine del giorno che dice no alle trivelle, perché dietro alle trivelle sappiamo tutti perfettamente che c'è la riproposizione del fossile. Oggi noi riteniamo che invece sia necessario investire e sviluppare le energie rinnovabili a partire dalle comunità energetiche rinnovabili, dal solare alle pale eoliche. Noi qui veniamo in una realtà dove hanno pagato tantissimo, dove il problema della subsidenza si è toccato nel periodo che ci sono state le trivellazioni, per cui riproporre le trivellazioni su questo territorio, su un territorio fragile come il Delta, è un qualcosa di sconvolgente. Siamo all'interno del Parco del Delta. Questo qua è sicuramente il comune più importante del Parco del Delta. C'è però un altro parco del Delta, che è quello emiliano, dove nelle trivelle non è così contraria, anzi ci sono dei segnali che là stanno cercando di proporre e di coinvolgere il nostro parco anche per questo. Perché? Perché non si riesce, che dovrebbe essere una cosa normale, fare un unico parco? Allora, è evidente che se il pensiero che c'è nella parte che hai detto, quella emiliana, sbagliano, perché non si rendono conto dei danni che ne potrebbero conseguire, per cui queste posizioni non facilitano certo di fare un parco unico, anche perché chiaramente se lì c'è questa disponibilità, mi pare Ravenna, anche in altri posti, insomma è evidente che è una scelta sbagliata.